sono riservati per l'assessore. No, quelli no. Ah no, pensavo ci fosse, quindi sono liberi anche quelli. Aspetto un cenno dalla... Ok, buongiorno a tutti, benvenuti alla 7ª edizione di Comuni Ricicloni Veneto che si inserisce nell'ambito di Ecoforum. L'attività che ogni anno facciamo per riuscire a stimolare sempre di più questo Olimpo Veneto che è rappresentato dalla gestione dei rifiuti. Oggi siamo qua con gli amministratori, un po' poi quelli che calano nel territorio, le azioni, le regole pensate e ci aiutano cioè, i cittadini che sono i primi a fare la raccolta differenziata. Quest'anno vediamo che i comuni veneti sono molti, ce ne sono 159 che sono comuni di rifiuti free, che è l'Olimpo. Cioè vuol dire che ogni persona dei vostri comuni manda a smaltimento meno di 75 kg, compresa parte dello scarto della raccolta differenziata. Per cui veramente sono risultati che a livello nazionale ci rendono orgogliosi. Oggi è la seconda giornata. Ieri c'è stato un confronto più tecnico forse, però tra gli attori del mondo dei rifiuti. Un incontro che in qualche modo ha segnato che non è ancora abbastanza quello che stiamo facendo. La cosa che si diceva ieri era appunto un punto percentuale in più per chi già sta facendo bene è possibile, addirittura c'è chi si poneva come obiettivo il 96% di raccolta differenziata e le aziende che erano qua erano tutte proattive per trovare metodi, sistemi e modelli che consentissero di migliorare ancora questo buon risultato veneto. Il pomeriggio c'è stato un incontro tra i consigli di bacino del Veneto, anche in vista della formazione del Comitato Unico Regionale previsto dal nuovo piano rifiuti. Nuovo piano rifiuti che penso sia il più ambizioso in Italia. Siamo grati alla Giunta per averlo scritto prima e al Consiglio regionale per non averlo cambiato. L'anno scorso ci chiedevamo se il Consiglio regionale fosse stato a livello della Giunta, cioè fosse riuscito a comprendere quello che voleva dire quel piano e anche l'importanza di farlo in tempi rapidi. Beh, sembra che ci sia riuscito, il piano è in vigore da agosto di quest'anno e ci pone degli obiettivi straordinari. Tra questi, per ottenerli, c'è lo strumento del Comitato Unico di Bacino. Ieri i consigli di bacino di tutto il Veneto, erano presenti 9 consigli su 12, coglievano con molta attenzione questo Comitato Unico regionale e si aspettano molto, cioè c'è la voglia di fare comunità, di crescere assieme e di contaminarsi, per cui il messaggio che ci portiamo da ieri è proprio quello di riuscire a fare gruppo, squadra anche tra i migliori per andare sempre meglio. Quindi non più una gara tra territori, ma c'è una gara di regione per essere sempre di più faro, ma non solo i
in Italia ma anche in Europa. Quindi darei il via appunto alla giornata delle premiazioni di comuni ricicloni e chiedo a Giulia Assogna, giornalista della Nuova Ecologia, di condurre questa prima parte. Grazie mille e buon lavoro. Buongiorno a tutte e tutti. Funziona? Sì, eccoci, buongiorno. Quindi appunto grazie Piero, proseguiamo con i lavori di questa seconda giornata e subito inviterei Alberto Ceron dell'Osservatorio Rifiuti ARPA Veneto a presentarci il rapporto annuale rifiuti urbani. Buongiorno, io ricordo che l'evento può essere seguito sui canali social di Legambiente Veneto e sul Facebook di Legambiente Veneto. Grazie, a dopo. Buongiorno a tutti. Adesso mi riallaccio alle parole di Piero e vedremo con i dati che abbiamo appunto elaborato la conferma appunto di questi strepitosi risultati che la nostra regione è riuscita a raggiungere anche a livello locale. Il Veneto anche quest'anno si pone tra le prime regioni come percentuale di raccolta differenziata e anche come pro capite di rifiuti tra i più bassi d'Italia. È un obiettivo che raggiungiamo ormai da moltissimi anni, diciamo che siamo sempre primi secondi al massimo negli ultimi 20 anni, quindi i risultati sono veramente eccezionali ma anche in termini di bassa produzione di rifiuto, di gestione del residuo, di gestione del differenziato, delle raccolte differenziate, di responsabilizzazione degli utenti e anche di costi. Come è stato raggiunto negli anni questo risultato? È stato raggiunto perché si è fatto squadra. Come appunto diceva Piero, stiamo andando avanti con i consigli bacino, però a livello c'è già una sinergia tra tutti gli attori che operano nel territorio, a partire dalle amministrazioni locali, ma anche regionali, provinciali, delle ARPAV come Osservatorio Rifiuti, Regione, gli enti di bacino, le aziende di gestione, i gestori e il comparto impiantistica, nonché i cittadini che chiamati a partecipare attivamente alla raccolta e appunto anche all'attenzione nel territorio si sono dimostrati all'altezza di quanto è stato raggiunto. Passiamo appunto ai dati. Vediamo che nel 2021 c'è stato l'incremento della produzione totale di rifiuti urbani, che comunque è in linea con anche la ripresa dei consumi delle famiglie, e da notare che c'è stato appunto l'aumento anche dei rifiuti prodotti in maniera differenziata. Ecco, quindi questo è un indicatore che si pone, ma bisogna leggerlo attentamente anche nel contesto in cui siamo. Naturalmente poi a livello di consiglio di bacino, i consigli bacini, quelli contrassegnati da più abitanti o anche da flussi turistici importanti, sono quelli che risentono di più appunto di questo apporto quantitativo. Per quanto riguarda il rifiuto urbano pro capite, abbiamo un rifiuto medio di 464 kg e siamo appunto tra i più bassi d'Italia. Alcune regioni hanno anche oltre 600. Se dobbiamo guardare al trend previsto dal piano Migliori Pratiche, che prevede appunto un 503 kg al 2030, abbiamo già l'82% dei comuni che ha raggiunto questo obiettivo. E se dobbiamo guardare, siccome il piano è stato fatto secondo appunto dei calcoli anche di trend, la stima del piano al 2021 prevedeva una produzione di 477 kg medi e abbiamo già il 75% dei comuni che sono al di sotto di questo valore. Infatti la media è inferiore addirittura alla stima del piano Migliori Pratiche. Poi appunto si vede che sono i comuni sotto i 50.000 abitanti
che hanno più facilità a produrre meno rifiuti, questo è normale, ecco. Comunque abbiamo delle buone performance anche nei comuni più grossi. Raccolta differenziata. Siamo a un 76,2 di media, che è superiore all'obiettivo del vecchio piano che poneva, è ampiamente superiore all'obiettivo di legge nazionale del 65%, ormai quello è stato superato da moltissimi anni. Abbiamo 544 comuni su 563 che l'hanno già superato, ma veramente da tanti anni. Rispetto all'obiettivo dell'84% al 2030 abbiamo già, che comunque è a livello regionale, abbiamo già 187 comuni che l'hanno raggiunto, e i bacini più virtuosi appunto sono quelli del Sinistra Piave e Destra Piave. Comunque anche comuni di altri bacini vedo che insomma, sono al passo. Sempre parlando di percentuale di raccolta differenziata, è stata fatta un'elaborazione sulla base delle fasce demografiche, e come dicevo prima i comuni più piccoli sono quelli che riescono a ottenere i risultati migliori, logicamente, perché tra l'altro nei comuni sopra i 50.000 abitanti abbiamo anche la città di Venezia, che insomma ha delle problematiche logicamente differenti. E qui appunto abbiamo riportato i comuni con la maggiore raccolta differenziata a seconda della fascia demografica, in cui vediamo appunto Sospirola nel Bellunese, comuni sotto i 5.000, Breda di Piave con 94,2% di raccolta differenziata tra 5.000 e 15.000, Preganziol, e la città di Treviso che con 80.000 abitanti circa ha una percentuale dell'87,5% di raccolta differenziata. E si è parlato anche ieri, dobbiamo dare anche un segnale ai cittadini che quello che si raccoglie, quello che viene differenziato, in qualche modo viene anche recuperato, perché non ci si ferma alla raccolta. Siamo in Veneto da un'elaborazione che è stata fatta quest'anno secondo un nuovo metodo proposto a livello UE, si pone al 68,9% di tasso di riciclaggio. L'obiettivo sarebbe il 65% nel 2035. E questo è un obiettivo che deve essere raggiunto a livello di bacino. Quindi comunque è un nuovo obiettivo, ma vediamo che siamo già ampiamente su livelli di grandi performance. Dopo questi indicatori vengono periodicamente aggiornati sulla base di dati che gli impianti trasmettono ai consigli bacino, e i consigli bacino trasmettono all'osservatorio rifiuti, per fare in modo di riuscire a capire quanto scarto c'è nel rifiuto, per cercare di attuare politiche in modo tale da ridurre sempre di più lo scarto che va a finire nelle raccolte differenziate. E per quanto riguarda il residuo, il rifiuto appunto quello che esula, quello che non si riesce a differenziare, siamo a un livello di 111 kg. L'obiettivo di piano a livello regionale prevede questo obiettivo ambizioso, un 80 kg abitante. Abbiamo già l'81% dei comuni che lo raggiunge. Poi l'obiettivo è a livello regionale, viene mediato, però abbiamo già il 51%, metà dei comuni del Veneto, che ha raggiunto l'obiettivo al 2030. E i migliori risultati li abbiamo visti nella fascia tra i 5 e i 15.000 abitanti. Sì, appunto, la stessa cosa, abbiamo fatto il calcolo medio per bacino, e vediamo appunto che i bacini con minor produzione di residuo sono appunto quelli del Belluno, Sinistra Piave e Destra Piave, però buoni risultati abbiamo anche a parte Verona Sud e il bacino Vicenza. Altri bacini sono in rincorsa, hanno magari anche altre problematiche, però si sta lavorando, e soprattutto con questa sinergia tra vari attori siamo certi che i risultati non tarderanno ad arrivare. Risultati che devono sicuramente prevedere una responsabilizzazione delle utenze nella raccolta e nel pagamento. È
è stato visto che laddove c'è una tariffazione dove si misura appunto commisurato la propria produzione di rifiuti, ci sono i risultati migliori sia in termini di raccolta differenziata sia in termini di riduzione del rifiuto residuo. Dove abbiamo appunto una tariffazione puntuale abbiamo appunto i migliori risultati. E attualmente la tariffazione puntuale è presente nel 49% dei comuni del Veneto. In Italia forse qualche area ha la tariffazione puntuale, forse qualche area, cioè in Veneto siamo quasi al 50% della regione. Non è a caso che tante volte ISPRA, che è l'Istituto Nazionale, per avere dei dati aggiornati chiede al Veneto, chiede all'Osservatorio Rifiuti, delle indicazioni, dei dati per poter poi appunto procedere nelle proprie pubblicazioni, perché le altre regioni non hanno grandi numeri, non hanno esperienza in questo senso. Ad aiutare la raccolta differenziata ci sono appunto, a parte appunto la raccolta porta a porta, c'è anche la capillare distribuzione dei centri di raccolta, che da comunali adesso ci sono ecocentri magari consortili, ci sono ecocentri differenziati sulla base di tipologia di rifiuti, magari certi ecocentri più grossi e ecocentri satellitari dove appunto si cerca di fare in modo che il cittadino possa portare magari i rifiuti che produce più frequentemente. E comunque gli ecocentri, i centri di raccolta, concorrono per 35 punti nel 76% della raccolta differenziata, quindi è un dato molto importante. Sì, qui ho fatto una slide su cosa viene principalmente raccolto nei centri di raccolta. Va da sé, appunto il verde è la frazione preponderante, ma anche il vetro, gli ingombranti, il legno e appunto via via anche le altre frazioni. E l'obiettivo è integrare i centri di raccolta con dei centri di riuso a monte. Prima che quello che ho nella mia auto che devo consegnare diventi un rifiuto e quindi entri nell'ambito dei rifiuti, quindi prima di entrare nell'ecocentro è possibile cercare un'opzione virtuosa di un riutilizzo di qualcosa che magari necessita veramente di pochi accorgimenti e può tornare e può non essere rifiuto, quindi andiamo ad abbassare la produzione di rifiuti e comunque e anche a ridurre anche i costi di gestione appunto di rifiuto e anche limitare anche l'utilizzo di beni che magari non sarebbero necessari perché li abbiamo già. Un'altra azione importante che concorre agli obiettivi di raccolta differenziata è il compostaggio domestico. È attivo per il 92% dei comuni in Veneto. Il quantitativo stimato è di circa 74.000 tonnellate. Queste 74.000 tonnellate non sono nella produzione dei rifiuti che ho detto all'inizio. Però questo quantitativo ne viene tenuto conto per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Quindi spingere nel compostaggio domestico aiuta sia in termini di riduzione del rifiuto che in termini logicamente di raccolte differenziate. Un paio di slide sulla parte gestionale. In Veneto abbiamo una capillare diffusione di impianti di recupero. Siamo regione leader per il recupero dell'organico, con impianti che dalla frazione umida sono partiti che producevano solo ammendante compostato. Sono poi nei primi anni 2000 hanno implementato sezioni di digestione anaerobica per la produzione di biogas e poi energia elettrica. Poi hanno implementato l'energia termica perché ha accompagnato appunto alla cogenerazione, si poteva produrre anche quello, nonché poi con gli anni, con la tecnologia e anche con delle politiche incentivanti si è passati alla produzione di biometano, nonché di CO2 e il prossimo obiettivo è la produzione di idrogeno dal biometano prodotto. Quindi voi sappiate che quando si raccoglie l'umido
c'è una valorizzazione veramente, ed è fatto qui in Veneto, una valorizzazione veramente efficace, che produce appunto biometano, energia termica, energia elettrica, CO2 e in futuro anche l'idrogeno, nonché ammendante compostato che con la crisi petrolifera e quindi l'aumento dei costi degli urea e dei fertilizzanti è un ottimo sostituto per l'agricoltura, per l'apporto di azoto per appunto il nostro territorio agricolo. E per quanto riguarda la gestione appunto del rifiuto residuo, in Veneto appunto sì, abbiamo un comparto costituito da impianti di trattamento meccanico-biologico che fanno una prelavorazione di un rifiuto che va appunto dopo a 2 inceneritori, Padova e Schio, oppure se il rifiuto viene trasformato in combustibile secondario all'inceneritore termovalorizzatore di Venezia, quindi abbiamo 3 termovalorizzatori e abbiamo un comparto di discariche che trattano il 6% del rifiuto che appunto è ampiamente inferiore al 10% che è stato previsto per il 2035 dalla normativa. Ultima slide, come dicevamo prima, la governance, gli attori appunto, di cui si necessita per raggiungere gli obiettivi, è costituita anche appunto dai consigli di bacino. Questa è appunto una slide dello Stato del 2021, perché il rapporto è riferito al 2021. In cui tutti i bacini erano attivi e operativi. Attualmente anche il bacino Padova Sud ha un presidente e quindi è addirittura d'arrivo anche appunto l'operatività di questo pienamente operativo anche questo bacino, che poi dovrà interfacciarsi con le circa 30 aziende di gestione in modo tale appunto da coordinare e da fare da guida per appunto le politiche di gestione dei rifiuti, che poi sono appunto dettate dal piano regionale recentemente approvato, appunto dalla regione che ne dà l'efficacia. Io ho finito, il rapporto lo troverete lunedì nel sito di ARPAV. Già da oggi è possibile però vedere i dati online appunto, per i rispettivi comuni. Grazie dottor Ceron. Ecco, allora... Grazie. Nel frattempo ci ha raggiunti Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente, a cui torneremo più tardi, e quindi ora pregherei Piero, prego, di proseguire con il rapporto Comuni Ricicloni del Veneto 2022. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, visto che abbiamo appena sentito la presentazione di ARPAV, veramente grazie a questa struttura che fa un lavoro certosino. Siamo tra le strutture in Italia che ci danno tra le migliori qualità di dati. Fanno un lavoro veramente preciso e puntiglioso e organico ogni anno, e quindi grazie, anche perché riescono a ottenere questi dati sempre prima e sempre più accurati. Quindi veramente grazie ad una struttura che spesso lavora in sordina, che però è fondamentale per poterci far capire dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare. Per tutte vedo Stefania Tesser e ringrazio lei per tutto il lavoro fatto e ringrazio anche la dottoressa Frank che per anni ha impostato questo lavoro. Allora, noi con i dati di ARPA facciamo il nostro dossier annuale. Il nostro dossier è una elaborazione dei dati di ARPA, e andiamo a esaltare i comuni, appunto, come vi dicevo prima, che producono meno di 75 kg di rifiuto l'anno.
In generale abbiamo visto dalla presentazione del dottor Ceron che quest'anno i rifiuti sono un po' aumentati rispetto all'anno scorso, però non anni di pandemia, vi ricordo 2020 e un pezzettino del 2021, non raggiungendo ancora però i rifiuti del 2019. Quindi se riuscissimo a mantenere un trend generale di calo della produzione di rifiuti, vuole anche dire che alcune politiche di riduzione hanno avuto buon esito. La percentuale di raccolta differenziata però è tutto sommato rimasta quella dello scorso anno, cioè siamo passati dal 76,1 dello scorso anno al 76,2. Ecco, questo vuol dire che possiamo ancora lavorare molto come regione. Ricordo che alcuni di voi comuni qua arrivano ad una percentuale di raccolta differenziata tranquillamente del 93%, quindi appunto cerchiamo di portare questi target, questi obiettivi a livello regionale. Ricordiamo che gli obiettivi del piano rifiuti sono di arrivare a una raccolta differenziata media regionale dell'84%, quindi abbiamo ancora un 8% da recuperare in 7 anni, ma siamo fiduciosi che si possa raggiungere questo risultato e forse da dare anche oltre. I comuni quest'anno rifiuti free sono 159, ai quali abbiamo affiancato 132 comuni ricicloni, che sebbene non raggiungono il prestigioso risultato dei comuni rifiuti free, sono comuni che hanno una frazione di indifferenziata, per capire, inferiore agli 80 kg, che è l'obiettivo di piano. Beh, con questa fotografia qua, i comuni che rimangono fuori sono 272, poco meno della metà dei comuni veneti. Per cui questo ci disegna una regione che sta facendo, che può fare e che deve aiutare quei 272 comuni che non ottengono i risultati di piano ad ottenerli. Quest'anno abbiamo anche voluto promuovere un altro progetto iniziato da Legambiente, quello dei parchi rifiuti free, un progetto che vuole mettere al centro delle aree protette, aree di prestigio, anche i parametri ambientali. Le aree di pregio che fruiamo ci rimangono inizialmente, anche se la gestione dei rifiuti è fatta bene. Noi ci accorgiamo che non ci sono rifiuti abbandonati, che c'è un'attenzione all'ambiente, quindi sebbene non sia una leva direttamente collegata all'ente, però è sicuramente quel pezzettino in più che porta all'ente un maggior prestigio. A fianco abbiamo anche salutato le performance delle colline dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che tra poco mieremo proprio come patrimonio dell'umanità rifiuti free, perché nel complesso il suo territorio produce meno di 75 kg all'anno. Quindi nel dossier poi trovate un po' di storie di eccellenza di economia circolare, che vi spingo a leggere e a vedere, perché sono veramente dei racconti di buone pratiche.
che ci sono in Veneto, e alla fine troviamo appunto tutti i comuni, c'è una bella lista, c'è modo che uno se li cerchi tutti. Con questo lavoro vogliamo far vedere che è possibile raggiungere dei risultati, che c'è una buona parte del Veneto che li ha raggiunti, e come dicevo prima, questa parte del Veneto deve fare scuola in Europa, non solo in Italia. Dall'altra parte è indispensabile utilizzare bene anche i fondi. Sappiamo che ieri è uscito c'è un altro, le graduatorie c'è un altro bando del PNRR, che aspettando le percentuali decise a livello nazionale sulla distribuzione territoriale, però non devono tarpare le ali a chi sta crescendo. Cioè è importante che chi sta crescendo faccia ancora più da faro. Chiaramente è indispensabile e fondamentale tappare quel gap che c'è tra le regioni, però assolutamente non ci dobbiamo fermare questo, o con fondi o con innovazioni, lavorando assieme. Non dobbiamo fermare gli impianti, dobbiamo programmarli bene, capire gestirli a livello regionale, e per questo comitato unico e piano rifiuti ci aiutano. Fare una buona programmazione degli impianti, dell'economia circolare, ed eliminare tutti quegli ostacoli non tecnologici che spesso ci fermano su questo. Grazie Piero. Grazie mille. Va bene, allora come voglio adesso c'è un momento decisionale. Nel frattempo però inviterei l'onorevole Gianangelo Boff della Camera dei Deputati, membro dell'8ª Commissione Ambiente e Territorio, buongiorno, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno a tutti. È sicuramente un piacere e un onore trovarmi qui in questa circostanza. Perché dico questo? Perché proprio quello che si percepisce dalla commissione della quale faccio parte alla Camera dei Deputati è la nostra regione, il modo di gestire i rifiuti, l'ambiente nella nostra regione viene considerato in maniera anche evidente anche dai colleghi come un benchmark, come un punto di riferimento da raggiungere anche per le altre regioni. E quindi questo è un motivo d'orgoglio, perché vuol dire che sui nostri territori, sia a livello regionale ma anche poi a livello territoriale, le dinamiche della raccolta dei rifiuti e della gestione dell'ambiente vengono fatte in maniera scrupolosa, puntuale, e questo è frutto sia del lavoro dei nostri amministratori, ma è lavoro anche culturale da parte dei nostri cittadini, da parte delle nostre popolazioni, che responsabilmente sono sensibilizzate rispetto a queste dinamiche. Dico questo perché molte volte si dice che nelle dinamiche si cerca sempre il bicchiere mezzo pieno, no? Qui la difficoltà è veramente andare in cerca di quella parte di bicchiere mezzo vuoto, perché i numeri che abbiamo sentito, i numeri che abbiamo visto ci dicono che se probabilmente tutta Italia avesse questi numeri e questi parametri, probabilmente molti problemi che sentiamo in giro per l'Italia non esisterebbero, avremmo risolto il problema molti problemi nel nostro paese. Questo perché lo dico? Lo dico perché quando noi diciamo che dare autonomia ai territori vuol dire anche dare la possibilità alle eccellenze di distinguersi e di creare degli esempi che poi possono essere esportati per migliorare quelle che sono le gestioni in altre regioni d'Italia, è proprio questo a cui noi facciamo riferimento. Facciamo riferimento al fatto che di dare la possibilità ai territori che sanno gestire bene le cose di andare a creare degli esempi e creare dei
degli strumenti per andare a agire anche ove le cose non funzionano alla perfezione. Qui c'è un grande lavoro da fare, soprattutto a livello normativo, perché il problema dell'Italia è che molte volte tentiamo di assestarci sul benchmark medio piuttosto che sul benchmark più elevato, e questo che problemi crea? Crea una produzione normativa che molte volte dove le cose funzionano creiamo vincoli, lacci e lacciuoli che poi alla fine della fiera si traducono in aumento di costo per l'utente finale, perché alla fin fine poi le aziende che devono gestire la parte burocratica la gestiscono, ma determina dei costi che vengono poi ribaltati sull'utente finale. A fronte, per cercare di risolvere dei problemi altrove che comunque non si risolvono con una produzione normativa, ma devono tradursi con delle best practices e dei controlli anche sanzionatori ove le cose non funzionano. Dico questo perché, ad esempio, se pensiamo al rifiuto umido, ad esempio, noi abbiamo delle procedure nella gestione del rifiuto umido che ci vengono sollecitati anche degli interventi normativi su questo, che sono assolutamente farraginosi rispetto alla realtà, alla reale gestione di questo tipo di elemento. E quindi anche qui ci vogliono degli interventi nel riuscire da una parte a intensificare i controlli e intensificare le sanzioni ove le cose non funzionano e vi sia un intervento sussidiario anche ove le cose non funzionano, ma non andare ad aggravare l'apparato diciamo legislativo, perché questo frena il raggiungimento degli obiettivi o genera ulteriori costi per chi invece i compiti per casa li fa e li fa bene. Qui il mio plauso va sicuramente ai nostri amministratori, alla Regione del Veneto in primis, che non solo su questo ma anche in molti altri settori dimostra di essere riferimento a livello nazionale. Molte volte magari la stampa non è così generosa nel citare quei numeri e quei dati che abbiamo visto, però i numeri e i dati, la matematica purtroppo non sono, purtroppo e per fortuna non sono opinabili, ma anche tutti gli amministratori pubblici, ma soprattutto in conclusione voglio porgere un grande ringraziamento perché molte volte ci dimentichiamo dell'ultimo anello della catena, quando noi alla mattina ci svegliamo presto per andare a lavorare o ci svegliamo all'alba per andare a prendere il treno e vediamo che lungo le strade ci sono tutte quelle persone con i camion che raccolgono i nostri rifiuti alle 4, alle 3, alle 4 del mattino, eccetera. Un grande ringraziamento e un grande applauso va anche a tutti gli operatori delle nostre aziende e a chi li organizza proprio per gestire un servizio sul territorio che porta poi questi risultati. Quindi è un grande lavoro di squadra di un territorio e vi ringrazio tutti. Per quanto riguarda il ruolo che ricopro sono a disposizione di chi ha anche degli spunti o delle necessità da portare avanti, proprio perché siamo nel luogo in cui, se c'è da poter cambiare qualcosa, possiamo anche dare modo di dare degli spunti per interventi semplificativi e migliorativi di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie onorevole, e chiamo sul palco, ringraziandolo della sua presenza e della sua attenzione, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin. Prego. Buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere la sala così piena, vuol dire che veramente i comuni ricicloni sono tanti e questo fa piacere. Prima il direttore di Lega Ambiente Veneto De Candia ha così evidenziato il bicchiere mezzo vuoto, sembrava un po' come il parroco che dice a quelli che vanno a messa che molti non vanno a messa, e quindi oggi invece qui abbiamo una rappresentanza di quelli che rappresentano il bicchiere mezzo pieno. Io ringrazio Lega Ambiente perché come ogni anno viene in Veneto a presentare questi dati anche con il suo presidente nazionale, che saluto, evidenziando che negli ultimi 20 anni è stato ben detto prima, sempre ai primi posti, ma negli ultimi 10 anni siamo in maniera consolidata sempre al primo posto in Italia e direi anche a livello europeo, visto e considerato che l'Italia, nonostante
non tutti siano a livello di eccellenza, rappresenta un buon risultato medio comunque rispetto anche agli altri paesi d'Europa su questo fronte. Quindi credo che questo ci possa rendere orgogliosi, il fatto di essere un'eccellenza in Italia, che è un paese che ha un buon livello a livello europeo. Per cui io parto da qui. È stato detto prima, un anno fa Legambiente, con la quale abbiamo collaborato ovviamente ognuno per quanto di sua competenza alla stesura del nuovo piano rifiuti, un piano che doveva per forza essere ambizioso, visto e considerato che già partivamo da un livello molto alto. L'anno scorso ci aveva detto vediamo se il Consiglio regionale porterà avanti quello che ha proposto la Giunta e che la Giunta aveva condiviso con Legambiente, e il Consiglio regionale alla fine poi dopo si è dimostrato all'altezza di approvare un piano assolutamente ambizioso, perché oggi siamo qui con il piano approvato anche dal Consiglio regionale con degli obiettivi assolutamente ambiziosi, ma siccome la parola ambiziosa è stata ripetuta tante volte, io vorrei dire anche obiettivi ambiziosi sì, ma anche concretamente attuabili. Ci siamo dati vari scenari, abbiamo ipotizzato 3 scenari, uno scenario quello di non fare niente e lasciare che le cose vadano avanti in maniera inerziale e si sarebbero raggiunti degli obiettivi buoni. Il secondo obiettivo era che i peggiori comuni, adesso la sintetizzo, si fossero dati un po' una mossa e avremmo ottenuto dei risultati ancora migliori, e invece ci siamo dati un obiettivo assolutamente raggiungibile, ma con degli obiettivi alzando un po' l'asticella, e il risultato è stato l'80-84, lo chiamo così, che avevamo, come dire, non condiviso con Legambiente perché l'asticella l'aveva posta ancora un po' più alta, però che Legambiente ha riconosciuto che era un obiettivo interessante, importante, ambizioso, però raggiungibile. Non ci siamo dati l'obiettivo così come obiettivo virtuale, difficile da raggiungere, poi nel 2030 chi vivrà vedrà. No, l'abbiamo approfondito, abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso e ci siamo dati quell'obiettivo. Come raggiungere quell'obiettivo? Sottolineo che l'80-84, tradotto in maniera molto banale e concreta per il cittadino, significa che dal 2030 tutte le 7 discariche che ancora oggi sono attive saranno esaurite e non si ricorrerà più alla discarica, e questo penso sia un passo avanti assolutamente importante, e il rifiuto che rimarrà indifferenziato verrà gestito attraverso i 3 termovalorizzatori del Veneto senza aumentarne la capacità di smaltimento. Credo che sia un risultato assolutamente importante per il cittadino, perché poi alla fine questo è quello che vogliamo ottenere. Come fare questa cosa? Come fare questa cosa? Non ci siamo inventati nulla di nuovo, in un confronto con Legambiente ma anche con vari stakeholders abbiamo individuato degli strumenti che riteniamo possano portarci a ottenere questo obiettivo. Il primo è stato quello della tariffa unica di smaltimento, perché ovviamente allo stato attuale chi deve smaltire il rifiuto va dove gli conviene smaltirlo, e dal punto di vista economico oggi converrebbe portarlo in discarica, e se però vogliamo puntare all'eliminazione della discarica dovevamo, come dire, puntare a mediare la differenza di costo che c'è fra lo smaltimento in discarica e lo smaltimento in termovalorizzatore, che non vuol dire aumento di costi per i cittadini, perché poi lo dirò perché. Come fare questa cosa? Oltre alla tariffa unica di smaltimento abbiamo individuato anche altri strumenti, per esempio il fondo incentivante. Il fondo incentivante è un fondo che viene gestito a livello regionale, di regia regionale, che serve per fare determinate azioni appunto incentivanti. Diciamo che ha vari scopi. Il primo è quello di premiare i comuni virtuosi, chi si impegna di più, no? Oggi qui ci sono i comuni migliori, quindi questi comuni saranno incentivati ancora di più, ma saranno incentivati anche gli altri a raggiungere questi obiettivi, perché alla fine ci sarà un premio che poi andrà a ricadere sui cittadini. La prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso i centri per il riuso, è stato detto prima, ma anche attraverso un tavolo di lavoro con non solo con le categorie economiche, penso Confindustria, Confartigianato e così via, ma anche a livello nazionale
il Ministero, perché ovviamente l'obiettivo è quello che ci sia meno produzione di rifiuto a monte, anche in termini, pensiamo semplicemente, di packaging, ma questo è un tema che da soli come Regione non riusciamo a gestire, però attraverso un'interlocuzione col Ministero io credo che si possa raggiungere come obiettivo. Lo dico perché io nel 98 lavoravo per un'azienda che è stata la prima azienda in Italia a produrre il distributore di detersivo che andava al supermercato col flaccone, e quell'azienda però non ha avuto un gran successo, non perché io sono stato là fino al 98, quindi non è che non abbia avuto successo per merito mio, però non ha avuto successo perché il cittadino non riconosceva, no, il prodotto, e io sentivo le casalinghe al supermercato e dicevano quel detersivo è meglio di questo, io sapevo che veniva dalla stessa cisterna, e quindi c'è un'azione culturale molto importante da svolgere, che ovviamente coinvolge tutti coloro che si occupano del settore commerciale e marketing nelle aziende, che non è poi così banale, così semplice, però è un obiettivo che ci siamo dati, e penso che anche intervenire presso le scuole con un'azione culturale possa essere molto utile. Il terzo ambito dove interviene il fondo incentivante è quello del contrasto all'abbandono dei rifiuti, perché purtroppo questo è un tema che esiste ancora, ci sta molto a cuore. Io peraltro su questo ho spinto molto, anche i comuni lo sanno, anche finanziando la videosorveglianza e altre azioni di questo tipo. Peraltro questo mi è costato anche qualche letterina poco piacevole che mi è arrivata a casa, però non importa, perché dietro il business dei rifiuti sappiamo che possono esserci delle insidie anche piuttosto pesanti, ma che sicuramente per quanto riguarda il sottoscritto non creano intimidazione di alcun tipo. L'altro aspetto importante che utilizza il piano rifiuti per arrivare all'obiettivo che ci siamo dati è la tariffa puntuale. L'avete visto prima, sono stati presentati i dati, dove c'è la tariffa puntuale il risultato è assolutamente migliore, perché il cittadino stesso paga quello che produce, no? Poi è anche un principio europeo declinato sul territorio, e quindi se già la metà dei comuni la applicano c'è ancora molto da fare, quindi pensiamo che questo possa portare a un risultato assolutamente importante. Entra in maniera importante, è stato detto più volte, anche una regia regionale nella gestione dei rifiuti, attraverso un'interlocuzione con i consigli di bacino, che non ha lo scopo di imporre alcunché, ma ha lo scopo di agevolare lo scambio di buone pratiche da chi già applica alcune azioni rispetto a chi non le applica. Abbiamo visto prima, i dati erano assolutamente, cioè gli istogrammi erano assolutamente intuitivi, che abbiamo una situazione buona, siamo un'eccellenza a livello nazionale, ma abbiamo una situazione molto diversificata a livello regionale, sia nella produzione del rifiuto, e se avete visto nella produzione del rifiuto emergono chiaramente le aree più turistiche del Veneto, la montagna, il litorale, il mare, questo per ovvie ragioni, si producono più rifiuti, però contemporaneamente vediamo che alcune di queste aree riescono a garantire una raccolta differenziata molto spinta, per esempio l'area della montagna, nonostante l'elevata dispersione abitativa e la presenza turistica importante, riesce a ottenere dei buoni risultati. Poi troviamo delle situazioni invece che sono meno virtuose, in modo particolare le grandi città del Veneto, ma se Venezia può presentare delle particolarità, specificità facilmente comprensibili, quindi difficoltà a ottenere obiettivi e risultati come altre realtà, più difficile è pensare che non ci sia uno spazio di miglioramento in città come Padova e Verona, che si pongono all'ultimo posto per quanto riguarda la produzione di rifiuto residuo, e credo che qui invece ci sia un margine enorme di miglioramento possibile, e questo lo si fa attraverso la contaminazione tra i vari consigli di bacino, portando le buone pratiche che hanno dato risultati positivi laddove questi risultati ancora non sono stati conseguiti. È un tema importante. Il piano rifiuti peraltro, quando prima ho detto che si punta anche al contrasto del tema dell'abbandono dei rifiuti, so quanto stia a cuore alle amministrazioni comunali, e non intendo solo la lavatrice buttata nel canale, ma anche aspetti relativi
ad abbandono di rifiuti in aree o capannoni dismessi che poi possono essere oggetto di azioni criminali, e anche su questo ci siamo dotati nel nostro piano rifiuti di come dire, un appoggio scientifico di elevatissimo livello con l'Università di Padova nell'individuazione, perché uno degli allegati del piano rifiuti è anche il database di tutti i siti contaminati da bonificare. Ecco, ovviamente abbiamo un elenco che viene aggiornato costantemente da ARPAV, e per capire dove intervenire prioritariamente ci siamo dati dei criteri scientifici, appoggiandoci all'Università di Padova con adesso non è l'argomento di oggi, non voglio entrare, ma è per sottolineare che anche in altri ambiti siamo comunque un riferimento di eccellenza. Lo dico perché a volte qualcuno definisce il Veneto una terra dei fuochi. Francamente questa è una cosa che io ritengo inaccettabile. Avremo dei problemi, sicuramente abbiamo delle criticità, però insomma da questo a passare come gli ultimi della classe io credo ci sia una bella differenza. Per cui io ringrazio Lega Ambiente per aver voluto organizzare questo momento di incontro, come lo fa tutti gli anni, e credo che questo sia uno strumento che contribuisce a raggiungere gli obiettivi, perché ovviamente nel momento in cui c'è un riconoscimento da un soggetto terzo super partes che dice tu sei bravo, meriti la medaglia, effettivamente è un incentivo per chi la medaglia ancora non ce l'ha a fare meglio. Per cui io ringrazio Lega Ambiente per questo, ma lo ringrazio anche perché svolge un'azione, per quanto di sua competenza, un'azione di stimolo nei confronti degli amministratori pubblici, a iniziare dalla Regione, di cui ovviamente come nel piano rifiuti noi teniamo conto, perché l'obiettivo comune è quello di garantire una qualità di vita migliore per i cittadini e null'altro. Per cui veramente ancora grazie a Lega Ambiente. Grazie Assessore. Chiamo sul palco Luigi Lazzaro, Presidente di Lega Ambiente Veneto, detto il Paron. Buongiorno a tutti. I padroni di casa sono i comuni per noi oggi, perché è una giornata che riconosce l'importanza del lavoro che viene fatto dai territori. Oggi direi che è il caso di dire quello che si dice sempre al contrario, quindi rovesciamo l'impostazione, che fa più rumore e deve far più rumore una foresta che cresce di un albero che cade. Questo è Comuni Ricicloni, Comuni Rifiuti Free, e quello che proviamo a fare con questi 2 giorni ogni anno o più giorni di discussione sull'economia circolare e sulle performance degli amministratori. C'è una fetta di territorio che fa bene, molto bene, che aiuta il Veneto a raggiungere posizioni importanti quando uno guarda le classifiche, ma che aiuta il Paese a essere leader nel riciclo non solo in Italia, anche in Europa. Ci sono tante filiere importanti, ricordo, l'abbiamo fatto ieri, quella ad esempio della raccolta del rifiuto organico, che sviluppa una filiera assolutamente all'avanguardia, sempre in evoluzione, che le vostre aziende della raccolta, gli enti gestori, i consigli di bacino continuano a implementare, a sviluppare, per riuscire a contenere poi quelli che sono i costi per il cittadino. E anche in tema energetico, visto che quando parliamo di rifiuto organico parliamo anche di capacità di recupero di energia e di produzione di energia tra biogas e biometano, stiamo parlando anche di una convenienza che può arrivare alle tasche dei cittadini, soprattutto in una fase geopolitica così complicata. E allora questi sono i luoghi per noi per la discussione. L'associazione, è stato detto più volte, ha posto dei limiti, delle asticelle molto alte. Continueremo a farlo, però continueremo a provare a trascinare anche, lo chiediamo a voi comuni, nell'Olimpo dei comuni del riciclo, di trascinare anche gli altri amministratori, dal vicino di casa agli amministratori più lontani, e perché no a tutto il Paese, a raggiungere modelli e non solo risultati che siano di gran vantaggio al cittadino, all'ambiente chiaramente, e a riuscire a chiudere l'era delle discariche non solo in Veneto ma anche nel resto del Paese, e magari anche a impegnarci a intervenire e bonificare, cosa che il piano rifiuti del Veneto prevede, perché anche questo aspetto significativo di intervento che speriamo si avvii presto con le risorse, per andare a intervenire su quello che abbiamo lasciato in una mala gestione dei rifiuti perché non sapevamo come gestirli. Oggi lo sappiamo, le tecnologie ci sono gli amministratori capaci, e quindi io un applauso lo farei a tutti voi che siete qui numerosi oggi, e speriamo di continuare così, di aumentare sempre di più il numero di comuni rifiuti free. Grazie.
Grazie Presidente. Chiedo un saluto al senatore Luca De Caro, prego, e anche membro della Commissione Agricoltura. A lei. Beh, proprio un saluto, anche perché dopo gli esaustivissimi interventi, non ultimo quello dell'assessore ingegnere Bottacin, che coi numeri, ma non solo, anche con le azioni ha dimostrato come il Veneto sia oggettivamente una nazione all'avanguardia rispetto al trattamento, non solo al trattamento dei rifiuti, ma anche e soprattutto alla filosofia che ha voluto in qualche maniera che passasse anche tra tanti amministratori locali che oggi tra l'altro vedo qua e che hanno dimostrato con proprio il loro cambio di passo un'attenzione che non è solo un'attenzione ideologica ma è un'attenzione anche pratica rispetto a un tema come questo. Faccio un esempio che conosco benissimo, cioè il mio. Io divento sindaco nel 2009 e la percentuale di raccolta differenziata è del 31%. Ogni anno la Regione manda una delibera, dove erano indicati i comuni maglia nera. Il mio era uno dei 3 comuni maglia nera del Veneto, insieme a Enego e a Lozzo di Cadore, quindi non proprio un vanto. Nel giro di poco oggi siamo a ritirare un premio, quindi sì, poco, insomma 15 anni, ma l'avevamo alzata la raccolta differenziata, la percentuale già molto prima, a testimonianza di come il duro lavoro poi paghi. Ma questa è la parte relativa agli amministratori locali, cioè ai sindaci, a quelli che sul territorio toccano materialmente il rifiuto, perché non vi nascondo che in periodi di forte pressione turistica, nelle aree come quelle di montagna che citava sempre l'assessore prima, o quelle aree turistiche del mare, i consiglieri comunali stessi sono stati impegnati, soprattutto nei giorni di festa, nel nostro caso, ad esempio, ad equiparare, a togliere i rifiuti indifferenziati dalle campane della carta, per dire, o da altri, per cercare di lenire lo stato di degrado che veniva a crearsi nel momento in cui i turisti se ne andavano, lasciando magari fuori dai cassonetti l'immondizia. Ecco, questa è una cosa che accade normalmente quando c'è più pressione, ma l'educazione, la grande attività fatta all'interno delle scuole, la sensibilizzazione costante e continua, qualche sanzione, anche qualche sanzione, perché io non credo che l'educazione passa attraverso le sanzioni, non credo che siano nemmeno le tasse a far aumentare o meno i comportamenti, a far cambiare i comportamenti dei cittadini, credo che sia tanto investimento in termini culturali e credo che la cultura del Veneto, anche grazie alle tante attività, sia ormai diventata una cultura molto più attenta all'ambiente. Da Presidente della Commissione Agricoltura, Turismo, Ambiente e Commercio dico che c'è tanto lavoro da fare fuori magari dai confini del Veneto ed è un dato oggettivo. Ci sono altre regioni che hanno la stessa sensibilità e regioni che per motivi anche squisitamente storici o proprio per una forma di, non dico disinteresse, ma retaggio culturale non hanno la stessa sensibilità che abbiamo noi. Questo non è che ci faccia sentire più fighi degli altri, anzi, questo dovrebbe impegnarci ancora di più e responsabilizzarci ancora di più per far sì che anche gli altri arrivino al livello che abbiamo raggiunto in Veneto. Questo è un obiettivo ambizioso, che non è facile, perché esistono problematiche che si intrecciano in altre parti d'Italia, non ultima quella sempre che citava l'assessore Bottacin riguardo alla sensibilità che qualcuno ha particolare nei confronti dei rifiuti. All'assessore è arrivata una lettera, in altri posti succede ben di peggio e quindi dobbiamo cercare di capire che questo è per tanti in taluni luoghi un business talmente appetibile che quindi attira gli appetiti appunto di tanti che magari legalissimi non sono. Però questa è una sfida importante. Ce n'è un'altra sfida nelle sfide che è quella dell'agricoltura e ambiente. Se noi consideriamo l'agricoltura in antitesi con l'ambiente, noi non riusciremo a risolvere i problemi di questa nazione, né sotto il profilo ambientale né sotto il profilo dell'agricoltura. Le due cose sono assolutamente interconnesse. Io non conosco nessuno più verde di chi fa agricoltura, nessuno. Dopodiché qualche retaggio ideologico potrebbe pensare che i grandi agricoltori sono tutti dei grandi inquinatori. Beh, il concetto di sostenibilità, scusatemi, lo hanno inventato gli agricoltori, perché se oggi una cosa si può coltivare, la si può coltivare anche domani, significa che quella cosa è diventata sostenibile e quindi il concetto di sostenibilità è intrinseco proprio nel concetto di agricoltura. Io vi lascio rinnovando il mio impegno, quello che sarà il mio impegno anche in commissione, perché temi come questi, che sono temi che spaziano
non solo nelle commissioni ambiente, ma anche nelle commissioni poi che hanno a che fare con l'industria, che sono produttori, loro malgrado, di tanti rifiuti con un costo assolutamente pesante, l'argomento non è l'uno staccato dall'altro, ma è assolutamente un argomento interconnesso. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie senatore. È sempre un piacere avere con noi qui il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io, visto i tempi, dobbiamo correre, faccio il mio intervento costruendolo su 3 parole. Allora, la prima è orgoglio. Io credo che questa sia giustamente, è stata sempre una giornata di orgoglio. Credo che in Veneto ci sia un livello superiore di orgoglio da dimostrare, da raccontare, da rivendicare, perché i risultati straordinari raggiunti da questo territorio, non tutto perché ci sono anche zone in ritardo, ma in generale raggiunti da questo territorio, credo che siano frutto del lavoro di tante persone che sindaci, assessori, le persone che poi lavorano, c'è chi dà gli indirizzi politici e chi poi fa il lavoro nella pratica, lo organizza, sia frutto del lavoro e del sudore, delle preoccupazioni, delle notti insonni di tante donne e uomini che la gran parte sono presenti in questa sala, e credo che sia una cosa straordinaria, perché questo territorio riesce a fare cose più importanti di tanti Länder tedeschi. E credo che questo vada raccontato, perché giustamente Gigi Lazzaro, il nostro presidente regionale, ricordava come spesso si raccontano più i disastri che le cose positive. Noi dobbiamo essere, come dire, e noi raccontiamo le cose che non vanno in questo paese, ma siamo determinati allo stesso modo nel raccontare le cose che in questo paese funzionano e che vanno nella giusta direzione. Quindi rivendichiamolo il fatto che questo territorio fa meglio di alcuni Länder tedeschi. Ormai il livello non è più raccontare quanto il Veneto fa meglio delle altre regioni. Guardiamo verso nord, quanto il Veneto fa meglio dei Länder del primo paese manifatturiero d'Europa. E credo che sia importante, lo dico al presidente De Carlo, all'onorevole Boff, credo che sia importante che le figure che sul territorio hanno animato percorsi di sostenibilità ambientale, tecnologica, economica, sociale, credo che sia importante anche perché c'è bisogno in Parlamento di competenze. E nel nuovo Parlamento, visto le grandi sfide che dovremo giocare nei prossimi 5 anni, sarà fondamentale avere figure nelle aule parlamentari che sanno come vanno le dinamiche su questioni complesse come appunto quelle relative all'economia circolare. La seconda parola è plauso. Lo dico a Giampaolo Bottacin, perché credo che il lavoro che è stato fatto dalla Regione Veneto in questi anni su questo tema è un lavoro straordinario. È frutto dell'indirizzo politico che avete dato, ogni tanto lo dico anche al Presidente Zaia, e lo dico a te, visto che ci vediamo più spesso, è frutto del lavoro straordinario fatto anche dagli autori di quel programma, di quel piano, perché insomma c'è chi dà l'indirizzo politico e anche in quel caso c'è chi poi scrive quelle parole, e noi abbiamo dato un contributo. Io ti ringrazio per averlo ricordato, perché noi siamo fatti così, a noi interessa, diciamo, il nostro fare è l'interesse collettivo. E lo facciamo, a noi non interessano gli schemi, le categorie, i partiti, gli schieramenti, a noi interessa fare le cose per bene. E l'interlocuzione che è stata costruita in questi anni con la Regione Veneto, e tu ricordavi le 12 proposte che facemmo nel passato, e noi siamo stati, come dire, particolarmente onorati di aver visto riconoscere un contributo concreto, come è concreta la nostra associazione, in un piano che è un piano che va raccontato, che anche questo va rivendicato e raccontato. E chiudo sulla terza parola a proposito del racconto. La terza parola è apostoli. Faccio anch'io tu parlavi della messa. Io, come sa bene Paolo Contò,
tante volte ho parlato delle Madonne Pellegrine all'Ecoforum e al Comune di Cicloni Veneto, perché Paolo è stato il direttore del Priore, una delle mie vittime già da 20 anni fa, perché Paolo lo portavo in Sicilia, in Campania, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, per raccontare quello che succedeva non in un altro paese, ma a 500, 700, 800, 1000 chilometri da quelle regioni che erano in difficoltà, che oggi alcune di queste hanno fatto un lavoro importante, non completo, ma hanno fatto un lavoro importante. C'è da farlo un po' in tutta Italia, penso. Noi abbiamo i problemi a Roma, abbiamo i problemi in Sicilia, abbiamo i problemi in Liguria, che non tutto il nord va a 1000, e credo che ci sia da fare un lavoro per raccontare in giro. Una volta, diciamo, la Madonna Pellegrina erano poche, una. Oggi c'è da fare un lavoro straordinario, perché sono tanti i soggetti finalmente che possono andare a raccontare in giro per l'Italia quello che è stato fatto in questa regione, quello che è stato fatto in regione e quello che è stato fatto sul territorio regionale. Quindi insomma faremo, credo, nei prossimi mesi un lavoro in giro per l'Italia, chiedendovi ovviamente di fare i testimonial, e ovviamente lo chiedo anche a Giampaolo Bottacin, perché insomma gli chiederemo di uscire anche dal territorio veneto per andare a raccontare alle altre regioni quel lavoro importante che sta nelle parole, racchiuso nelle parole del piano. Perché dobbiamo raccontarlo in giro per l'Italia. Quindi insomma, Giampaolo, ti scocceremo ogni tanto per fare qualche iniziativa in giro per l'Italia, a partire da quelle che facciamo a Roma, nazionali, penso all'Ecoforum nazionale, perché credo che sia un'esperienza da raccontare insieme. Voi l'avete fatto un lavoro importante, noi abbiamo dato un piccolo contributo e speriamo che le altre regioni possano fare lo stesso lavoro che avete fatto voi in questo territorio. Grazie. Scusate un secondo, c'è il comune di Refrontolo in sala? No, perfetto, per un'intervista RAI ci aspetta fuori, scusate però un po' di tecnica. Pensavo ci fosse da spostare una macchina. Va bene, buongiorno, adesso mi autopresento, anche se con molti ormai ci si conosce. Io mi chiamo Paolo Cagnan, sono il condirettore della Tribuna di Treviso, quindi in questo caso Gioco in Casa, ma anche degli altri quotidiani veneti del gruppo GEDI, il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia Mestre e il Corriere delle Alpi. Siamo al 7° anno, c'eravamo 7 anni fa quando è iniziato questa avventura, e mi piace molto la sottolineatura dell'orgoglio, perché in qualche modo anche noi siamo orgogliosi di far parte di questo progetto, sia pure con tutte le nostre mancanze e difficoltà. Siamo profondamente convinti che le best practice del territorio debbano essere valorizzate. La domanda è se ai giornali piacciono solo le sfighe, detto in francese. La risposta è ni. Diciamo che fino a qualche tempo fa, in un mondo che è in continuo cambiamento, si è sempre ritenuto che le good news, le buone notizie non vendessero. In realtà ormai non è mica vero che i giornali vendono con le sfighe, i giornali non vendono e basta, perché hanno un modello che deve ovviamente cambiare rispetto al digitale, ma probabilmente anche una serie di manchevolezze che sono frutto di una serie di errori compiuti in tutti questi anni. Al di là di questo, i nostri giornali sostengono l'Ecoforum e questi rapporti e cercano anche di raccontare questo mondo. Quindi diciamo, è vero che le buone notizie, e voi siete un'enorme, grande, buona notizia, debbono trovare posto nell'informazione quotidiana. Mi permetto di dire che dall'altro lato dello spettro non c'è l'accanimento verso le cattive notizie, ma c'è, o almeno ci dovrebbe essere, la capacità di sviluppare una coscienza critica, perché noi dobbiamo continuare a essere i watchdog, dobbiamo poter esercitare il ruolo di pungolo della società, del mondo politico, economico, eccetera. Cioè
Se i giornali perdono questo ruolo non servono più a nulla. E quindi rivendico al sistema informativo il diritto, diciamo così, di essere coscienza critica di una società che deve anche vedere quello che non funziona. Oggi noi siamo qui a raccontare quello che funziona ed è giusto che sia così. Però nel mondo ci sono anche tutta una serie di cose che non funzionano e per naturale propensione anch'io preferisco, almeno dal punto di vista nostro di autocritica, vedere il mezzo vuoto, perché col mezzo vuoto tu puoi continuamente migliorare. Se vedi solo i mezzi pieni ti accontenti, entri nella tua bolla, sei soddisfatto e quindi non progredisci. Detto questo, io cedo la parola a Giulia che ha un messaggio del governatore Zaia, dico bene? Sì, a me questo compito difficile. Leggo quindi. Come anticipato dalla mia segreteria, mi duole davvero comunicare che, a causa di concomitanti impegni istituzionali, non potrò partecipare alla presentazione dell'annuale rapporto Comuni Ricicloni Veneto, nonché alla concomitante cerimonia di premiazione dei sindaci e delle esperienze virtuose nella gestione dei rifiuti. Trasformare gli scarti di produzione in materie prime riutilizzabili dal comparto produttivo costituisce una delle principali sfide del futuro, che non può esimersi da una gestione sempre più mirata e intelligente dei rifiuti, anche mediante la partecipazione della comunità e la sensibilizzazione dei consumatori finali. Desidero, proprio perché consapevole dell'importanza dell'evento, formulare il mio plauso alle progettualità profuse nella pianificazione di questo appuntamento, capace di valorizzare la filiera del riciclo che proprio in Veneto raggiunge livelli di eccellenza. Eccellenza che tuttavia può sempre venire ulteriormente migliorata. Sono pertanto certo che la 2 giorni riuscirà anche a delineare ulteriori progettualità, fornendo così lo spunto per interventi e iniziative mirate, capaci a loro volta di perfezionare quanto finora raggiunto. Augurando buon lavoro agli illustri relatori ed esprimendo per suo cortese tramite le mie congratulazioni agli enti, siano essi pubblici o privati che verranno premiati, concludo porgendo il mio cordiale saluto e quello della Regione del Veneto. Grazie. Allora, voi credete che gli obiettivi difficili da raggiungere siano la differenziata al 100%, la produzione secco, null? No, l'obiettivo è quello di fare una foto tutti insieme. Cioè, questi sono i target che sfiorano leggi di gravità. Allora, siccome c'è l'effetto chiostro, che non è chiostrofobico, vi dico per favore a chi può rimanere, che non deve scappare, siccome siete in tanti, che alla fine vorremmo ritrovarci sotto per fare una fotografia d'insieme. Va bene, le premiazioni, ci siamo. Allora, dunque, quest'anno, come sapete, come è stato detto, abbiamo introdotto i parchi ricicloni. Dunque, c'ho Zai al telefono, rispondo? No. Dunque, Parco Nazionale delle Dolomiti. Siccome ci sono stati una serie di cambi, chiedo anche per piacere, e adesso c'è Piero col microfono, di dire chi siete. Chiedo scusa perché le rappresentanze non sono state definite per tutti. Prego. Ok. Buongiorno a tutti, il Presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Ennio Vigne. Un grazie a Lega Ambiente. Grazie e complimenti. Ecco, nell'ambito dei parchi ricicloni premiamo anche il Parco del Sile. Eccolo qua. 2 parole. Buongiorno a tutti, grazie Lega Ambiente, sono Giuseppe Romano, componente CDA dell'Ente Parco Naturale del Fiume Sile. Complimenti. Grazie. Allora, dunque, diciamo che come spin-off rispetto ai parchi abbiamo la novità quest'anno delle colline del Prosecco, o meglio del timbro UNESCO sul progetto, e premiamo la presidentessa Marina Montedoro, presidente dell'Associazione Tutela. Prego. Benvenuta. Sì,
Grazie mille, buongiorno a tutti. Credo come associazione noi sappiamo che ritiriamo solo un premio che però non è merito nostro, ma è merito dei cittadini, delle aziende e delle amministrazioni comunali, per cui grazie soprattutto ai nostri sindaci. Ok, grazie. E cioè, ricordo che occuparsi che avere una gestione forte dei rifiuti in area di pregio è sicuramente un valore aggiunto molto importante. Grazie anche di averlo istituito. Grazie. C'è anche il sindaco di Valdobbiadene? Sindaco 1, sindaco 2, sindaco 3. No, va bene. Allora, comuni capoluogo. And the winner is Treviso. Ormai è il quarto anno che ci rivediamo, siamo contenti che anche quest'anno sia Comune Riciclone. Assessore, faccia una cosa politicamente scorretta, tipo la ricetta della Coca-Cola. Dica agli altri perché avete solo 75 kg di secco. Beh, un chimico potrebbe anche dirla la ricetta della Coca-Cola. No, io veramente ringrazio tutti, ringrazio il bacino Priula, Contarina, ringrazio anche tutti i comuni del bacino, perché effettivamente poi che Treviso riesca ad avere questi risultati è per un territorio diffuso che dà sempre un ottimo valore aggiunto. Io sottolineerei anche una cosa, l'abbiamo detto più volte, anche questi comuni: non sparate sull'assessore all'ambiente. Ecco, perché quando va bene ritiriamo questi premi, siamo tutti felici. Quando ci sono, quello che abbiamo detto, lo stiamo combattendo, gli abbandoni, le problematiche, ecco, teniamo conto, e noi lo sappiamo tutti, chi amministra, che fa l'assessore all'ambiente è sempre difficile, perché previeni il problema ed è solo in questi momenti in realtà che vieni premiato per aver fatto il tuo dovere. Quindi io vi ringrazio veramente tanto, sono i pochi momenti di soddisfazione che ha un assessore all'ambiente, e quindi vi ringrazio. Io tenere conto anche che nel ciclo integrato che noi abbiamo anche il verde, che è una cosa importante, e su questo con Legambiente stiamo lavorando tanto. Io voglio sempre sottolinearlo, perché poi la manutenzione del verde è un altro rifiuto peraltro, e quindi anche qui nei prossimi anni ci sarà molto da dire, ci sarà molto a lavorare, perché da una parte stiamo spingendo le città a fare una forestazione diffusa, ma la manutenzione porta alla produzione di verde che deve essere riciclato, gestito. Sicuramente la frontiera del biogas sarà un'altra discussione che avremo nei prossimi anni, perché è un'altra fase del ciclo integrato, però ecco, io so che anche grazie al supporto di Legambiente, lo dico sinceramente, perché è uno sprone forte al nostro lavoro, e a Contarina Priula e a Savno e a tutti gli attori del territorio, perché se c'è un numero 1 c'è sempre un numero 2, perché altrimenti saresti da solo, noi riusciremo ad avere grandi risultati. Quindi ringrazio tutti, ringrazio l'ingegner Bottacin, che non vedo più, ma lo ringrazio, anche lui come sprone sempre il nostro lavoro. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie mille. Ecco, dietro a Treviso abbiamo Belluno, che non c'è, quindi sono impegnati a Squassi. Esatto. Va bene. Allora, dunque, adesso abbiamo i comuni sopra i 30.000 e cedo il microfono e la classifica a Giulia. Come vuoi. Anche io ovviamente chiedo a chi verrà qui di presentarsi e dire due parole, quindi abbiamo i comuni sopra i 30.000 abitanti e abbiamo Montebelluna. C'è? Non c'è? Eccolo. Buongiorno. Allora, tutti insieme, va bene. Castelfranco Veneto, Mira, Conegliano e Treviso. Conegliano, beh, penso anch'io, vediamo se... Mira e Castelfranco Veneto. Ecco, questi sono i comuni sopra i 30.000, per cui...
A voi. Proseguiamo quindi con i comuni ad alta pressione turistica e abbiamo Abano, Cavallino Treporti e Lazise. Per cui comunque farei un applauso. Eccolo qua. Allora, questi sono i comuni che hanno oltre 1 milione di presenze turistiche all'anno e ottengono degli ottimi risultati per quello che riguarda la raccolta differenziata e del secco residuo. Cavallino Treporti e Lazise. Ecco, io darei la parola ad Abano che si aggiudica questa classifica. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo 2 milioni di presenze all'anno. Naturalmente vi ringrazio tutti, porto i saluti da parte del sindaco, io sono il presidente del consiglio comunale di Abano. Ecco, Abano per la cura e la tutela dell'ambiente è sempre stato in prima fila. Pensate che da 17 anni manteniamo e rinnoviamo la registrazione EMAS e la certificazione ambientale ISO 14001, all'interno delle quali i rifiuti sono un aspetto estremamente importante. I rifiuti e la cultura dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti. Ecco, quindi davvero tante grazie per questo riconoscimento. Cavallino Treporti è comune del balneare, fa 6 milioni e mezzo di presenze turistiche, è la 6ª città d'Italia per presenze turistiche in Italia, la capitale del turismo all'aria aperta ed è una grande soddisfazione, io porto i saluti della sindaco Roberta Nestro, ed è una grande soddisfazione essere qui oggi a ritirare questo premio perché è il risultato di un lavoro corale di imprenditori, di cittadini in un territorio un po' particolare all'interno della Laguna di Venezia in cui la pressione turistica ha la necessità di affiancare una virtuosa gestione sia all'interno delle strutture sia all'interno delle nostre frazioni. Grazie. Comune di Lazise, siamo sul lago di Garda, siamo un comune di 7.000 abitanti, siamo anche noi un comune fortemente turistico, adesso non so i dati di quest'anno ma siamo circa sui 4 milioni di presenze, vantiamo 13 campeggi molto importanti, 5 stelle e anche molti alberghi. Siamo molto gettonati 9 mesi l'anno e vi assicuro che a portare a casa questo risultato è per me e per l'amministrazione di Lazise un grandissimo onore. Va dedicato in particolar modo ai nostri cittadini. Grazie mille a Lega Ambiente, grazie davvero. Grazie e complimenti ancora. Ok, allora sì, grazie. Allora abbiamo adesso la menzione speciale per il progetto Ecorete Sostenibile che va a Deborah Basei dell'associazione Ricrearti e Lara Caballini di Dersut Caffè. Ci sono? Eccole allora. Ecco. Per la produzione di oggetti di design a partire dagli scarti del territorio. Grazie. C'è esempio da come dal rifiuto possa anche nascere un'opera d'arte, quindi con complimenti vi chiedo di raccontare il vostro progetto in 1 minuto e intanto vi consegno. Ecorete Sostenibile è un progetto che nasce dal progetto Ricrearti, che è un'iniziativa socialmente utile che coinvolge associazioni ed enti morali
grazie ad Assindustria Veneto Centro e in questo caso ad Arsud Caffè, che in realtà rappresenta uno solo degli imprenditori coinvolti perché sono ben 14, abbiamo messo in rete le aziende affinché uno potesse produrre con gli scarti dell'altro, quindi ogni scarto non è più visto come un scarto ma come una risorsa grazie all'unione di tanti punti di vista. E niente, è una mostra per ora, una mostra di oggetti di design e di varie creazioni esposta al Museo del Caffè d'Ersut. In realtà è una mostra itinerante che va nelle aziende del territorio, che con l'occasione si aprono appunto al territorio per far conoscere la loro produzione, ma anche l'idea di quante cose si possono fare recuperando i materiali di scarto. Un progetto in collaborazione con Savno, che tra l'altro è partner del progetto e che ringrazio, e che per ora è soltanto un'idea, ma che a breve si concretizzerà con una nuova produzione di tante creazioni fatte appunto con scarti aziendali che per noi sono risorsa. Se volete dire qualcosa? Come dire, Assindustria ha appoggiato benissimo questa proposta che ricordo nasce all'interno della prima settimana della sostenibilità che si è tenuta a maggio, e invito tutti voi alla seconda che si terrà a maggio del prossimo anno. In quell'occasione per noi mettere insieme imprese, scuole, il territorio, cittadini è stato molto facile. Cominciare a ragionare con Deborah proprio per valorizzare, per lanciare un concetto di quanto il tema della circolarità potesse essere fondamentale per le aziende e il messaggio che potevamo lanciare nel territorio si è concretizzato sorprendentemente in una grandissima adesione che oggi viene qui celebrata, e vi ringraziamo per questa attenzione. Buona giornata a tutti. Solo un ringraziamento mio come azienda, come Arsud Caffè. Sono felice di aver partecipato a questo progetto. Da tanti anni collaboriamo con Ricrearti, per cui adesso è anche bello che ci sia una sensibilità di più aziende verso il riuso creativo, per cui questa sinergia anche tra gli imprenditori consente di acquisire una forma mentis piano piano che insomma sicuramente ci porterà dei bei risultati. Grazie ancora. Dico io, c'hanno o c'è mangiato di c'è un esempio dei portamozziconi. Sì, approfitto. Intanto grazie per il premio, scusate questa dimenticanza, grazie. In realtà lasciamo anche un portamozziconi salvambiente che ha un piccolo astuzzo che in realtà può avere 1000 utilizzi, però noi l'abbiamo declinato per la proprietà del materiale ad essere un portamozzicone perché è fatto con i sacchetti del caffè d'Ersut. Quindi gli agenti che vendono il caffè, che portano il caffè nei bar, in realtà ritirano anche il sacchetto vuoto, nelle associazioni viene ritagliato e viene creato, nasce un nuovo astuzzo dove possiamo inserire ciò che vogliamo, dalle monete piuttosto che altro, ma in realtà per la proprietà dei materiali ben conserva l'aroma del caffè, ben conserva l'odoraccio dei mozziconi che insomma ci auguriamo che in questo modo non vengano più abbandonati, perché sapete meglio di me il danno ambientale che creano. Ecco, grazie ancora, e trovate poi un portamozziconi all'ingresso per tutti. Grazie mille. Andiamo avanti allora con i comuni tra i 15.000 e i 30.000 abitanti e abbiamo Vedelago. The winner is? The winner is Vedelago, ma non so, c'è? Eccolo! Ok, vai, chiama anche gli altri. E a seguire abbiamo Preganziol, Paese, Villorba, Oderzo, Vittorio Veneto e Pescantina. Negrar che non c'è, quindi sì, comune di? Paese? Comune di? Negrar non c'è. Oderzo. Vittorio Veneto. Io darei la parola per economia del tempo al vincitore, e poi se qualcuno vuole prendere una battuta. Complimenti. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente Lega Ambiente per queste iniziative. Vedelago, sì, capofila, è un comune di 17.000 abitanti, evidentemente sono stati 17.000 abitanti che si sono da anni ormai prodigati per il recupero
dei rifiuti. Quindi grazie ancora a tutti. Buongiorno, porto i saluti del sindaco che non è potuto intervenire, sono assessore all'ambiente del comune di Paese. Noi di Paese, oltre a essere famosi perché siamo un paese che si chiama Paese, dobbiamo dire che oltre a tutto quello che ci è stato detto oggi c'è il problema anche delle discariche, quindi rifiuti. Noi siamo famosi perché abbiamo 29 cave, il paese più bucato d'Europa, però l'impegno è tanto ed è verso quella che è la bonifica e il ripristino del nostro territorio. In questo devo assolutamente ringraziare la Regione, quindi Giampaolo Bottacin, perché ci ha permesso con un contributo di 2.700.000 euro di bonificare in parte quella che è una delle nostre discariche, la ex Hydrojet. Purtroppo i sindaci sono costretti, in quanto appunto le discariche, essendo nel territorio, in base a una legge, il comune deve ovviamente prendersi cura della bonifica, visto che poi chi le crea dopo spariscono. Quindi oltre all'impegno e al ringraziamento per tutti, diciamo che anche questo problema può essere risolto con l'impegno di tutti e con gli enti presenti. Grazie. Grazie, porto i saluti del sindaco di Preganziol Paolo Galeano. Io saluto e ringrazio anche i cittadini di Preganziol che ormai da diversi anni ci pongono nel podio di questa fascia di comuni, e volevo anche cogliere dalle parole dell'assessore Bottacin che dobbiamo tutti noi, istituzioni e aziende, spingere verso la riduzione della plastica nel packaging e magari anche investire molto di più nella ricerca per le aziende venete nell'utilizzo della carta e di packaging biodegradabile. Grazie. Grazie mille. Ricordo che più di qualcuno di questi comuni ha delle discariche e che il piano di bonifica è una di quelle parti che compone il piano rifiuti, per cui anche questo è piano rifiuti. Ecco. Va bene, grazie mille, vi ringrazio e complimenti con una gratulazioni. Quindi procediamo con i comuni sopra i 30.000 abitanti e The Winner is anche sopra. qui sotto. Sotto? No, hai fatto? Sotto, allora, questi sono sotto. No, cioè questi li hanno già fatti. Scusa, la scaletta. Ci siamo persi la scaletta, nessun problema, ma ci arriviamo. Questi qua, ok. Ok, allora niente, proseguiamo così, allora niente. Scusate, quindi continuiamo invece con la premiazione dei consigli di bacino rifiuti free, che quindi sono Priula e Sinistra Piave. And the winner is Priula. E per la Sinistra Piave c'è qualcuno? Se no chiamiamo il presidente di Contarina e di Savno. Non ci offendono. No, non mischiamo ebrei e samaritani e quindi... Allora, c'è tanto Priula e Sinistra Piave, che è i consigli di bacino. Mettiamoci in centro. Sì, ma... Ok, no, due parole perché c'è un risultato straordinario che rappresenta anche tutti i vostri comuni e le aziende che operano nel territorio. Bene, buongiorno a tutti, vi porto i saluti di Giuliano Pavanetto che oggi era impossibilitato e come membro anziano del Consiglio di Bacino esprimiamo la soddisfazione per questo ennesimo riconoscimento dei risultati che sono stati ottenuti dall'impegno dei nostri cittadini e da una attenta organizzazione.
Prima Stefano Ciafani ha detto che l'Italia tutto sommato è messa bene, il nostro territorio si confronta con Länder tedeschi. No, il nostro territorio è superiore a quasi tutti i Länder tedeschi, no? Perché se andiamo a vedere se andiamo a vedere i risultati italiani, solo Lussemburgo ci batte su alcune cose, no? Spinto anche dall'attrazione dei nostri territori. Faccio questo ragionamento perché siamo ancora per l'ennesima volta in un periodo transitorio in cui ci sono tante importanti normative, soprattutto a livello europeo, che potrebbero anche modificare radicalmente la nostra organizzazione aziendale. La stiamo vedendo con una forte preoccupazione. Forte preoccupazione perché tutte le modifiche normative in Italia avvengono, e lo dico qua al nostro amico Gianangelo Boff, no? Avvengono perché dicono i modelli non funzionano, no? Facciamo una legge e dice no, non funziona perché non si è mai applicata. Noi abbiamo visto che nei nostri territori dove la norma si è applicata da tempo i risultati ci sono, abbiamo numeri sulla raccolta differenziata e sul rifiuto urbano residuo da invidia, no? Che rispettano la norma molto prima di quello che doveva essere stato fatto, che rispetta già tutti gli obiettivi al 2040 praticamente, e adesso noi, se non stiamo attenti, dovremo modificare la nostra impostazione perché negli altri territori non si riesce non dico a replicare, perché non vogliamo essere quelli presuntuosi che dicono che bisogna copiare il nostro modello, però le tecnologie ci sono, le modalità ci sono, ci vuole un po' di impegno. Quindi prima di dire che così non funziona, provate a far funzionare con le norme che ci sono, applicandole, perché in troppi territori le norme non vengono applicate. Quando si dice, e poi mi taccio perché insomma è pericoloso darmi il microfono su questi temi, no? Perché quando si dice bisogna premiare i cittadini che fanno la raccolta differenziata, io dico no, i cittadini, la raccolta differenziata è un obbligo, i nostri cittadini lo fanno e il premio ce l'hanno con la tariffa bassa, no? Quello è il premio. Quindi stiamo attenti nello spostare alcuni concetti, no? Quindi ti premio perché ti faccio la raccolta differenziata, no? Insomma è un obbligo morale per tutti. E quindi ho detto due cose che mi premevano e mi stanno a cuore. Passo la parola a Savno in questo caso perché... Io ho un impegno che mi sono preso perché era quello di superare Priula, perché così almeno dopo tace per sempre, no? Questo ecco, perché quando gli diamo la parola lui parla sempre. No, ecco, il problema è che non è che ci avete superato di poco, siamo sempre sui decimali, appunto perché ci sono queste norme che ci vietano di arrivare a superarli. Noi abbiamo un limite di 35.000 tonnellate che possiamo solo fare la selezione. Se qualcuno ci desse i 70-80.000 che ha qualcun altro, forse saremmo già... saresti tu quello che ci segue, non quello che è avanti. Quindi io spero che proprio queste normative vengano tolte, vengano snellite. Mi raccomando, perché qua, se vuoi che il nostro bacino superi finalmente Priula e soprattutto superiamo Bonesso e Contò, che ormai sono troppi anni che sono là, vero? Una sana è petizione, ma anche la sottolineatura di superare proprio gli ostacoli non tecnologici all'economia circolare, di cui parlavamo già ieri. Proseguiamo con i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. In questo caso abbiamo primo San Biagio di Callalta e poi seguono Altivole, San Zenone degli Ezze e Marino di Piave. San Zenone degli Ezzelini. Scusate. Fate pazienza. Tutti gli altri li chiamiamo fuori perché sono... no, li chiamiamo ora, ma dopo i primi tre. Va bene. San Biagio, il primo. Altivole non c'è, se non mi sbaglio, o c'è? No, voi siete? Non c'è, se nessuno risponde. San Zenone e Merano. Marino, scusa. Questi sono i primi tre a cui darei la parola al primo, che è anche il secondo comune che produce meno rifiuti in tutto il Veneto. È il primo
e il secondo assoluto, quindi gli darei la parola e poi chiamiamo gli altri. Grazie, buongiorno a tutti e ringrazio l'associazione per questa manifestazione. Porto i saluti del sindaco Cappelletto di San Biagio di Calalta. Io sono l'assessore Pino Favaro all'ambiente e all'agricoltura. Niente, posso solo che ringraziare tutti i miei concittadini per il loro impegno per ottenere questo risultato e anche posso congratularmi per la loro celerità a segnare l'abbandono dei rifiuti selvaggi. Niente, grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Giulia? Ora li chiamiamo tutti gli altri per una grande foto con... Scusa, se vi mettete dietro, visto che siete al podio, se vi mettete dietro poi chiamiamo tutti gli altri. Quindi abbiamo Trevignano, Colle Umberto, Breda di Piave. Piano. Vediamo se... perché non so se tutti ci sono. Ok. E li facciamo mettere così. Davanti, ok. Trevignano. Se vuole andare dietro? Breda di Piave. Poi Trevignano. Colle Umberto, se vi mettete fuori dal palchetto per problemi di stabilità. Beh, vabbè. State qua. No, qua. Vai. Proseguiamo. Salgareda, Sernaglia della Battaglia, Istrana. Allora, Salgareda, Sernaglia, qui a prendersi l'attestato. Salgareda, Istrana. E proseguo. Pieve di Soligo, Fontanelle, Istrana. Pieve di Lei, girala. Pieve. Fontanelle, Cairano di San Marco. Daglielo tu a Fontanelle. Santa Lucia di Piave, San Fior, Santa Lucia. E poi in caso usciamo tutti assieme. Vi perché fate non una penso foto. che ci entreranno. Siamo arrivati a San Fior, Zero Branco, Ponzano Veneto, io proseguo, poi Ponte nelle Alpi, Ponte. Roncade, scusate, Roncade. Allora, Roncade. Cordignano. Poi usciamo tutti e ci facciamo una foto tutti fuori, che penso sia... Forse è meglio. Cordignano, se non ci stiamo, andiamo fuori, li mettiamo tutti qua per un grande applauso e poi ci lasciamo a fare la foto. Vai. Allora, Casier, Isola Vicentina, Ponte di Piave, Casier, eccolo, arriva. Ok. Allora Giulia, io direi ci fermiamo un secondo, facciamo un grosso applauso a questa prima metà e vi chiederei se potete mettervi fuori, ci andiamo dopo fuori a fare una foto. Tanto salutiamo voi e chiamiamo l'altra metà. Complimenti. Vai, procediamo allora. Se lasciamo il posto davanti, grazie. Proseguiamo con Isola Vicentina,
Ponte di Piave, Crocetta del Montello, Isola Vicentina. ripetiamo, Isola Vicentina e Crocetta del Montello. Per favore, che siete tutti bravissimi ed è giusto dare lo spazio a tutti. Liberiamo un po' il passaggio. Sì, no, ecco, magari vi chiedo una cortesia, purtroppo lo spazio sarà quello che... Spero che vi piaccia la location e l'invito a tutti i sindaci e gli amministratori che hanno ritirato l'attestato di riuscire ancora a tenere, insomma, chi l'ha ritirato se può uscire, se rimane fino alla fine, perché magari fuori ci facciamo tutti insieme, noi ci teniamo, insomma, una foto tutti insieme, tutti i comuni che hanno fatto bene. Dove Quindi c'è tenete più duro ancora una spazio. mezz'oretta al massimo, grazie. Quindi procediamo. Isola Vicentina, niente. Crocetta del Montello, Ceggia, Limana, Grezzana, Campolongo Maggiore, Farra di Soligo, Casale sul Sile, Vigasio, tra un po' è tombola, la tombola. Sarcedo, Isola della Scala, Isola della Scala sempre di qua, Susegana, Pederobba, Quinto Vicentino, Colceresa, niente, qua errori di battitura, Casa Leone, Colceresa, eccolo. Per favore, un attimo che devono Abbiamo ancora Casa Leone, Mussolente, Mussolente, Bolzano Vicentino e Somma Campagna. E Somma Campagna. Ok. Sì, sono tutti. No, o andiamo fuori o li chiamiamo. Qua e li facciamo uscire. Grazie. La Somma Campagna. Adesso aspettiamo che si accomodano. Sì, fai tu. Allora. Inoltre c'è una menzione per il comune di Sommacan Zapagna che ha supportato un progetto di recupero delle suole e delle scarpe da ginnastica per poi trasformarlo in fondo per i parchi. Quindi con complimenti anche per questo, vi diamo anche la menzione e se vuole dire qualcosa. Il nostro è un comune che ha una sensibilità, ormai siamo vicini ai 30 anni di raccolta differenziata porta a porta e abbiamo
stiamo cercando ogni anno di implementare le tipologie di differenziazione. Oggi siamo arrivati con le scarpe, siamo arrivati a 35 tipi di raccolte differenziate che facciamo e ogni volta cerchiamo di trovare qualcosa di nuovo per appunto ridurre il rifiuto che poi va nel secco. Grazie. Benissimo, grazie e complimenti. Ora, siccome mancano gli ultimi due, l'ultimo blocco di comuni rifiuti free e poi i comuni cicloni, chiamiamo, direi, l'ultimo blocco di comuni rifiuti free, lo facciamo qua, e poi i comuni ricicloni vi chiamiamo uno a uno. Fuori ci sarà c'è il nostro presidente Luigi Lazzaro e in caso io che si prestano per le foto sui banner, in caso, comune per comune. Quindi l'ultimo blocco dei comuni rifiuti free, i comuni con meno di 5.000 abitanti, e abbiamo Cappella Maggiore, eccola. And the winner is... Moriago della Battaglia. Ricordo che è anche il terzo assoluto. Sì. Ci sarebbe il comune di Cerefrontolo che è il primo, ma... Refrontolo, ma non c'è nessuna ritirata. Ah no, viene... Ok, ce l'hai? Ah, ok, perfetto. Allora Refrontolo. Ecco. Il comune vincitore. Scusa. Lasciamo al secondo magari. Visto che ha già parlato, lasciamo... Beh, grazie. Noi rappresentiamo la fascia dei comuni sotto i 5.000, ma non per questo siamo meno importanti, anzi, perché il lavoro che possiamo fare, avendo maggiore contatto con i nostri cittadini, è veramente molto grande ed è quello di aumentare la cultura della differenziazione del rifiuto, ma non solo della produzione di meno rifiuto, e quello che grazie anche a Savno stiamo facendo, almeno da noi, è quello di cercare nelle scuole, nei parchi pubblici, proprio di mettere gli appositi contenitori differenziati per cercare di aumentare. Siamo già bravi, ma vogliamo diventare di più, e quindi la cultura a partire dalle scuole, dai bambini, e la sensibilizzazione è fondamentale, oltre a quelle giornate ecologiche che facciamo e che sono utilissime per far capire, anche attraverso proprio la visione di quello che succede sul territorio, degli abbandoni purtroppo ancora di tanti rifiuti, e anche i gruppi di vicinato che ci aiutano a cogliere, a vedere dove ci sono abbandoni e quindi a recuperarli subito. Grazie quindi a tutti. Grazie mille. Ok, perfetto, continuiamo pure con un primo pezzo. Continuiamo. Se rimanete qua, così viene una foto almeno con un primo pezzo. Cossagno, Monfumo, Sospirolo, Orsago, Agugliaro, Soverzene, Segusino, Revine Lago, Spirolo, ormai Monfumo, Orsago. Soverzene. No. Beh, la facciamo fuori dopo. Sì, eccolo qua. Revine Lago. Revine Lago. Eccolo qua. Poi? Agugliaro. Agugliaro. Sì, sì. Che ce l'hai prima? Me lo ricordo. Ormai Mi ricordo di là. Siamo... Altri 2 o 3, dai. abbiamo Arcade, San Polo di Piave e Cesio Maggiore. Ma non c'entrano nelle foto però. San Polo e Cesio. San Polo, eccolo qua. Le veci del Sì. sindaco. Grazie. San Polo, Arcade? Cesio. Ok. Arcade.
Sta aspettando per ma è tra i un attimo. Allora lo facciamo assieme. No, Miane no, ce l'hai tra i cicloni. Ah, 5.000? Allora, quando c'è... Vai, scusa. Grazie. Proseguiamo, Giulia? Sì, abbiamo Follina, Ormelle, Gorgo al Monticano, Fossalta di Piave, Chiama Miane perché non ce n'era stata assegnata tra i... Miane. Miane. Quindi abbiamo Fossalta di Piave, Tarzo, Follina, Tarzo, Erbè, Vidor, Alano di Piave, Palù, Sorga, Isola Rizza, okay. Sedico, Palù, Sorga, Isola Rizza, Sedico e c'è tra i primi, sai. Infatti non lo trovavo. Richiamiamo Sedico, no, lì a destra adesso arriva, sì. Non mi ha ancora senti quelli. È solo questo no, non è lì, ho guardato. San Giovanni Larione, Altissimo, Deve fermarsi. Ronca e Grumolo delle Abbadesse. Questi qui che avete Altissimo là. Io qua non ce l'ho Ronca. San Giovanni. San Giovanni. Un attimo solo che finiscono di trovare le targhe per tutti. Stiamo cercando? San Giovanni. L'altra sei qua. Aspetta, adesso ti... San Giovanni. Qual è? Aspetta, facciamo... Sì, vai, la facciamo. Va bene. Sì. Bravi. Ok, vi chiediamo di fermarvi fuori che facciamo una bellissima foto tutti assieme. Vai.
Allora, adesso io chiamo il più grosso assembramento post-Covid mondiale di sindaci. No, va bene. Allora, io chiamo i ricicloni che risultano presenti, ricevono l'attestato, però non facciamo la foto di gruppo perché qui hanno già esagerato. Andiamo giù tutti, giusto? Allora, ci siete? Diplomificio. Cioè, prossima volta allo stadio. Sì, 5:15. Corso del Grappa tra i primi. Sì. Aspetto un attimo, qui faccio il nonno vigile. Ci siamo? Vado. Allora, li chiamo a 5 Arcugnano, Calalzo, Gazzo, Meolo, Vigo d'Arzere. Ripeto, Arcugnano, Calalzo di Cadore, Gazzo Veronese, Meolo, Vigo d'Arzere. Ritirate il diploma e basta, perché la foto la facciamo fuori perché siete troppi. Adesso facciamo le foto fuori, quindi Sì, l'invito è a seguire Melissa e Paola Morandin, i sindaci, chi ha ritirato gli attestati. Andiamo giù un attimo, facciamo una foto all'esterno e poi abbiamo concluso e facciamo un brindisi. Sì, torniamo per un brindisi. Camponogara, Motta di Livenza, Valdobbiadene, Salzano, Camisano Vicentino. Ripeto, Camponogara, Motta, Valdobbiadene, Motta, Valdobbiadene, congratulazioni, anche perché piano piano state arrivando. Salzano, Poi nota Camisano. Bon. Dai che qua siamo in fabbrica. Sandrigo, San Giorgio in Bosco, Rosà, San Vito di Leguzzano, perché San Viti ce n'è. Ripeto, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, Rosà e San Vito di Leguzzano. San Andrigo c'è? Puoi perdere Rosa. Azioni. Vabbè, vuole ce la facciamo. Cercano. Grazie mille. Se lo meritano. Se lo meritano. Sandrigo. A posto? Ultimi 5? L'ha chiamato. Ci siamo? Sandrigo No, qua. San Vito. L'abbiamo San Vito. perso. Vai. Allora, Chiampo, Schio, Zimella, Veronella e Recoaro. Chiampo. Aspetta. Ripeto, Sì. in rigoroso disordine alfabetico, Chiampo, Sapere a che altezza è? Sì, no, della classifica, Chiampo. Poi dopo Chiampo? Chiampo, Schio, Zimella, Veronella e Recoaro Terme. Ma quanto spendete di diplomi? Parecchio.
Schio, Zimella, Veronella, Recoaro. Chi abbiamo? Adesso arriva Riccardo Veronella. dov'è? Recoaro con gratulazioni. Ok. Poi abbiamo il l'asso fuori. Ok? Poi? Finito? Recoaro? C'era, eccolo qua, buon, basta. Sì. Finiti? Sindaco? Borso dell'acqua, adesso lo cerchiamo. Allora, San Vito. Faccio io che se no facciamo confusione. San Vito. Allora, Guarda che te corre Drio adesso. San Pietro Mussolino, ma non si sa perché è partito. Cioè, sempre i cicloni tutti, vero? Non è Borso che è rifiuti free. Borso è lì. Borso dell'acqua è qua. Grazie mille, complimenti. Buon pomeriggio. Grazie. Scusate? La maggiore e... Pietro Mussolini. La maggiore... San Pietro Mussolino? Ok, uno. San Vito poi lo cerchiamo un attimo. San Dov'è? Vito non lo sto proprio trovando. Va bene, in caso devo fare, Sì. facciamo poi la maggiore. Fra maggiore? Provato? No. Benissimo. Doverè, San Martino di Lupoli, Montorso, Parvano, Villafranca, Fra maggiore. Angiari, Ponso, Povolone. Così? Razzola. Io Anche ve li leggo, qui, se no... anche io se volete. Tombolo non ci ho visto prima, Se vi volete leggo. venire... Barbona, Lavagno, Pianezze, Vestena Nova, eccolo qua. Perfetto, grazie. Montago, Agordino, San Vito, Leguzzo. Sì, c'ho Leguzzo. Scusami, arrivo dopo per la foto. Faccio io questo lavoro. Rosamano Dezzarini, guardi, sono qua. Ok. Abbiamo Romano, Terrazzo, Tutta Pietra, Sì, certo. Vecchio Polesine, Agordo, Cosalto, Guardate, se volete poi c'è un bagno c'è cambiante dietro, se preferite, secondo me viene fuori Sovizzo, Annone Veneto, Spinea, Guardate qua. Villanova di Capo San Piero, Cencelughe, Tombolo, Valle Agordina, San Tommaso, Giuliano, Cervarese, Corneto, grazie. Piovene Rocchette, Borgo, Piovene? No. Ok, Borgo, grazie a lei. Campiglia dei Berici, Cavaillon, Santa Maria di Sala, Val di Zoldo, Nogara, Lonigo, Povegliano Veronese, Torreglia, Castelbaldo, Monteforte d'Alfone, Pressana, Roveredo, Castelgomberto, Nogarole. Ok, benissimo. Perfetto, grazie. Verissimo,
passiamo di qua. Alonte, Colle Santa Lucia, Monte